I nostri incontri serali saranno divisi in due incontri, oggi il primo, questa sera, e lunedì prossimo la seconda parte. Dicevo alcune premesse per introdurci che riguardano proprio la storia del popolo di Israele. Attraverso quali fonti, come facciamo a conoscere la storia del popolo di Israele? Attraverso l'archeologia, ma paragonata con le fonti, quello che gli altri popoli dicono di questa realtà ebraica, e a dire il vero, occorre proprio dirlo, dicono poco o addirittura niente, perché il popolo ebraico era nello scacchiere della storia mondiale, schiacciata a quel tempo, anche a quel tempo, fra due o tre superpotenze. Una delle superpotenze era sempre l'Egitto, l'altra delle superpotenze era di volta in volta la Mesopotamia, la Siria, Babilonia, e vediamo anche dal punto di vista geografico la collocazione di queste realtà. E quindi questo popolo ebraico era piccolo, anzi sconosciuto, piccolissimo, di poco interesse dal punto di vista delle altre grandi nazioni che hanno fatto la storia e che scrivevano la storia. Poi la fonte, la terza fonte principale, è proprio la Bibbia, il libro che lo stesso popolo scrive e scrive su di sé. Però occorre tenere presente di una cosa, che la Bibbia non è un libro di storia, anzi è un libro che racconta le esperienze religiose del popolo, del rapporto tra Dio e il popolo, un'alleanza, e quindi occorre, tutte le volte che la Bibbia parla, occorre prenderla dal punto di vista storico molto con le pinze, occorre capire, e allora proprio per questo motivo che queste diapositive, le prossime diapositive, per inquadrare un po' anche come prendere la Bibbia, come leggerla. La parola Bibbia altro non vuol dire che libro, in greco biblos, da cui il libro. La Bibbia, lo sappiamo tutti, non è stata scritta solo da un autore, da una sola persona. Gli autori sono tanti, ma a complicarci le cose, perché sono tanti i libri, per esempio i profeti Isaia, Geremia, Ezechiele e così via, anche qui i singoli libri, per fare l'esempio dei profeti, non è che sono stati scritti di sana pianta dalla prima riga all'ultima riga dal profeta Isaia, il libro di Isaia, ma anche al loro interno sono stati scritti da tanti autori, diversi autori. Ho citato l'esempio di Isaia. Per esempio, il libro di Isaia è diviso in tre grandi parti e ci sono tre grandi autori, ma così anche negli altri libri. Anche i singoli libri, appunto, non sono opera di un solo autore. Ogni libro è il risultato finale di tanti pezzi, frammenti letterari, pezzettini scritti, ordinati e modificati in tempi antichi e poi alla fine cuciti assieme. E quindi ogni libro della Bibbia si forma un po' così, c'è all'origine una tradizione orale, ci sono dei racconti orali, poi ci sono anche dei pezzi che vengono scritti or qua or là, e a un certo punto questi pezzi vengono un po' cuciti assieme,
inframmezzati mettendo anche alcuni pezzi delle tradizioni orali, e poi alla fine di tutti questi passaggi c'è un redattore finale che prende diversi pezzi e li cuce tutti assieme secondo un suo disegno, secondo un suo scopo, un progetto, le sue intenzioni. Tutti comunque, i libri nei loro insieme, ma anche i singoli frammenti, esprimono un'esperienza di Dio che i vari autori fanno, sia quelli che avevano trasmesso la tradizione orale, sia quelli che incominciano a scrivere i vari frammenti e a metterli per iscritto, sia quelli che incominciano a cucirli assieme, fanno tutti un'esperienza di Dio e si possono anche in qualche modo recuperare le varie esperienze che i vari autori fanno. E la Bibbia, dunque, una raccolta di scritti elaborati da molti individui nel corso di oltre 2000 anni. Anno dopo anno, le narrazioni e il loro significato religioso, all'inizio, vi ho già anticipato, si tramandavano oralmente, e poi ogni libro, prima di essere scritto, veniva raccontato molte volte da diverse persone, e poi nel tempo cominciano anche a essere trascritti in modo che rispecchiassero anche i luoghi e la cultura dei vari tempi. Impossibile dire con precisione come e quando fu scritta qualunque parte della Bibbia. Si va un po' per tentativi e grandi approssimazioni. Lungo e complesso il processo che portò la Bibbia alla sua forma attuale. E il contenuto non viene sistemato secondo l'ordine con cui viene scritto, ma secondo l'ordine, l'importanza religiosa. Il primo libro a essere scritto, il più antico, non è la Genesi. I pezzi più antichi che si trovano all'interno della Bibbia si trovano, or qua, or là, nel libro dei giudici, in alcuni libri storici, libri dei giudici, nei libri di Giosuè, alcuni libri che vengono chiamati libri storici. E incominciamo a introdurci sulla storia del popolo di Israele. Quello che ho detto fino adesso corrisponde un po' ad una premessa, un grande cappello. Che cos'è la mezzaluna fertile? La mezzaluna fertile si riferisce a questa regione, ad un luogo geografico che corrisponde al corso dei due fiumi, i due grandi fiumi Tigri ed Eufrate, e poi ecco che sorgevano, le cui sorgenti si avvicinano molto al Mar Mediterraneo, e poi ecco che discendevano verso il Mar Mediterraneo, la costa, per poi arrivare fino al delta del Nilo. Questa era la mezzaluna fertile, resa fertile dalla presenza di questi due grandi fiumi e dalla vicinanza del Mar Mediterraneo. Si estendeva dall'Egitto alla Mesopotamia, che è proprio il territorio dei due fiumi, attraversando la Palestina, questo territorio. E questa mezzaluna permetteva, proprio per la presenza abbondante di acqua, permetteva il sostentamento dei più importanti nuclei abitati dell'antico Medio Oriente. Le grandi civiltà sorgono attorno ai grandi fiumi, il Nilo, l'Egitto, e la Mesopotamia, i due fiumi Tigri e Eufrate. Qui in questa cartina, che è analoga, riporto i nomi di alcuni popoli che ritornano, e qui si vedono Madian, sono nomi che ritornano nella Bibbia: la zona di Madian, Elam, Babilonia, Aram, e poi la Mesopotamia, Assur,
la Siria e Assur è in questa zona, mentre Babilonia è più a sud. La Palestina era uno stretto passaggio lungo le principali vie di comunicazione che ogni grande potenza cercava di controllare. Ora passava per questa striscia molto stretta di terra tra il Mar Mediterraneo e il deserto, c'erano importanti vie di comunicazione che mettevano in comunicazione l'Egitto con la Mesopotamia. E quindi ogni grande potenza cercava di controllarla proprio per motivi commerciali. I popoli che abitavano la Palestina, spesso coinvolti nelle lotte tra i popoli vicini molto più potenti di loro. Da dove venivano gli abitanti dell'intera regione che abita la Palestina? Dal deserto arabico, quindi gli aramei abitavano questa zona, erano pastori nomadi che fondarono antichi regni lungo i confini delle aree più prosperose. Quindi le aree più prosperose era appunto la Mesopotamia e l'Egitto, e queste piccole popolazioni popolavano e costituivano dei regni alla periferia di queste grandi regioni. Anche gli ebrei erano in origine dei nomadi che conquistarono questo territorio. Le origini del popolo ebraico attribuiscono, il popolo ebraico considera come capostipite Abramo. Abramo, che è il capo di un gruppo familiare di pastori nomadi che conducevano le loro gregge per i soliti pascoli tra la Mesopotamia e l'Egitto. Torno un attimo indietro, qui erano nomadi e viaggiavano, giravano in cerca di pascoli. Il popolo ebraico racconta il proprio passato attorno ai bivacchi, dando vita alle tradizioni che lo riguardano. Quando incomincia ad essere scritte le tradizioni che riguardano Abramo, hanno già fatto delle esperienze, perché qui adesso vi dico in che epoca storica possiamo collocare Abramo. Adesso vi mostro una striscia storica dove vedete gli intervalli di 100 anni in 100 anni, e adesso a pezzetti ve li mostrerò di volta in volta, dove si parte con Abramo e siamo nel 1900 avanti Cristo. Quindi noi siamo nel 2000 dopo Cristo, bisogna andare indietro per arrivare ad Abramo quasi circa della stessa epoca, quindi 4000 anni fa. Poi via via la striscia prosegue, ma lo vedremo adesso a pezzetti. Ecco, ma nel momento in cui viene scritto, si incomincia a scrivere la storia di Abramo, il popolo di Israele ha già fatto delle esperienze traumatiche, è stato in Egitto, ha fatto l'esodo, ha già vissuto l'esperienza della fuga d'Egitto, si sono già stabiliti nella terra di Canaan, e quindi quando scrive si riflette nelle sue descrizioni la cultura e anche i fatti che riguardano Abramo, cioè trasferisce nella storia di Abramo quello che ha già vissuto in epoche successive. Non so se si riesce a capire, è come se io adesso volessi raccontare la storia dei miei vado a raccontare la storia dei miei avi, risalendo fino, ammesso e non concesso che sia possibile, arrivare al 1000, ma nel momento in cui ne parlo racconto gli episodi di 1000 anni fa alla luce di quello che alla mia famiglia è successo nei tempi recenti, e trasferisco ad allora le esperienze successive, e si capisce anche nel racconto di Abramo.
perché parlano di Abramo colorando gli episodi con qualche cosa che è di epoche molto successive. Infatti le prime alleanze, l'alleanza tra Dio e Abramo, ecco che si riconoscono agli ebrei il diritto di occupare il paese e stabiliscono le sue frontiere. Insomma, la prima alleanza che Dio fa con Abramo gli promette: guarda che diventerai, questo popolo, questo territorio, la terra promessa sarà tua, e avrai una discendenza che è più numerosa delle stelle del cielo e della sabbia della spiaggia. Ma questo viene scritto quando il popolo di Israele è già nella terra promessa ed è già, si è già diffuso ed ha una posizione forte di dominatore in quella regione. E siccome non è stato molto spesso che il popolo di Israele in quel territorio ha avuto un ruolo di potenza reale, accadrà soltanto per un secolo e mezzo, durante due regni, il regno del re Davide e di suo figlio Salomone. Allora, con tutta probabilità, i racconti che si fanno su Abramo risentono di tradizioni, di alleanze, di usi, costumi e della mentalità che era di 900 anni dopo. Queste fotografano la situazione al tempo in cui la monarchia ebraica era al suo apice, e cioè sotto i re Davide e Salomone, e siamo nel 1000 avanti Cristo, perché il re Davide, questa è una data facile anche da ricordare, è re quando è l'anno 1000. Ed ecco qui la prima parte della striscia storica che vi ho indicato prima. Abramo lo si fa derivare originario da Ur dei Caldei. Ur è in Mesopotamia, nella parte meridionale verso il Golfo Persico, e quindi ecco che si attribuisce un'origine ad Abramo effettivamente ricco, potente, proprietario di grandi mandrie. Ora verrebbe da una città mesopotamica, ma è comunque un pastore nomade, errante. E quindi questo ci dice che nella tradizione del popolo c'è questa memoria di essere pastori. Lo scontro fra le civiltà, perché c'era un grosso scontro nell'antichità fra gli agricoltori e gli allevatori, i pastori e coloro che coltivavano la terra ed erano sedentari. Il popolo ebraico non è sedentario, è nomade. Si ritrova lo scontro fra queste diverse civiltà nello scontro tra Caino e Abele, perché uno è agricoltore e l'altro è un pastore, e uno è invidioso dell'altro, e la vittima chi è? È un pastore. Appunto il popolo di Israele si identifica con Abele, che non a caso era un pastore. Volevo tornare un attimo indietro. Ecco l'epoca dei patriarchi. I primi tre patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, coprono l'arco di 200 anni. I patriarchi coprono questo periodo storico. Abramo si incammina verso Canaan, esce da Ur dei Caldei, e lui è ancora pagano, un politeista, e strada facendo, quando arriva, ecco la promessa, lui si muove su una promessa, e cioè Dio che parla, è la prima alleanza con gli uomini, parla ad Abramo e gli dice ti faccio una promessa, e lui ad Abramo interessa moltissimo perché moriva senza figli e il suo erede era un parente, e la promessa è avrai un figlio e una terra dove
abitare. Allora lui si muove per questo. La figura di Abramo è emblematica perché è il cammino di un politeista, cioè uno che adora molti dei, e diventa monoteista. In realtà qui fotografa una situazione, lo ridico, l'ho detto prima, che si verificherà, il popolo ebraico diventerà monoteista, ed è tutto ancora una cosa un po' fluida, secoli dopo. Incomincerà a diventare monoteista durante l'esilio in Egitto, però proietta su Abramo e sul cammino e sulla storia di Abramo tutta questa, la sua convinzione. Anche gli ebrei erano di origine nomadi che conquistarono Canaan. Ecco che si incomincia ad avviarsi verso l'Egitto, perché sappiamo che l'Egitto, ecco, i figli di Giacobbe, i 12 figli di Giacobbe che litigano tra loro, vendono il fratello Giuseppe. Giuseppe viene venduto ai mercanti in Egitto e quindi poi tutta la storia di Giuseppe in Egitto, che porterà anche i suoi fratelli poi per la siccità in Egitto. Qual è il substrato storico? Che cosa è avvenuto storicamente in realtà? Sostrato storico su cui si innesta la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. Verso il 1640 dei conquistatori stranieri provenienti da nord-est assumono il controllo dell'Egitto. Basso Egitto, dobbiamo pensare che noi il basso lo mettiamo a sud. In realtà il basso e l'alto non è sud e nord, ma è dal punto di vista della quota rispetto al livello del mare. Quindi il basso Egitto è il delta del Nilo, l'alto Egitto è verso le sorgenti del Nilo, e quindi occorre ragionare in questo modo qui, ma funziona così anche dalle nostre parti, perché qui a Verona la bassa è a sud, ma se noi andiamo a Modena la bassa è a nord, perché è verso il Po. E queste popolazioni che conquistano, si avviano e conquistano il delta del Nilo e quindi che conquistano l'Egitto, parte dell'Egitto, in realtà a questi conquistatori si uniscono anche nomadi, pastori nomadi che approfittano dell'occasione e che si insediano nella regione del delta del Nilo. A questi invasori fu dato il generico nome di Ixos. Ancora oggi questi Ixos, l'origine di questi Ixos è un po' misteriosa. Questa situazione aiuta a capire la situazione, è una ripetizione dal punto di vista grammaticale, comunque la situazione illumina gli ultimi capitoli della Genesi che descrivono la migrazione degli ebrei in Egitto, dove la figura principale è quella di Giuseppe, e quindi ecco la successione dei quattro patriarchi: Abramo, Isacco, Giacobbe e infine Giuseppe. Segue il soggiorno, l'esilio in Egitto, che dura la bellezza di 400 anni, dal 1600 circa avanti Cristo fino al 1250, perché è nel 1250 circa, anno più anno meno, che Mosè, il condottiero del popolo di Israele, fa uscire il popolo dall'Egitto. Quindi restano lì per 400 anni, e questo corrisponde, di solito i numeri, bisogna prendere molto con le pinze i numeri che vengono riferiti dalla Bibbia, ma in questo caso coincidono, perché è proprio vero che i 400 anni dell'esilio in Egitto corrispondono ad effettivamente
a 400 anni in cui il popolo resta lì. E facendo tesoro di alcune cose, che cosa accade? Giuseppe, viene raccontato nella Bibbia, si sposa la figlia del sacerdote di Eliopoli, di On, che era il centro del culto di Ra, il dio sole, che nei geroglifici era figurato con un sole rosso sopra la testa. Ma la città di Ra è anche il luogo di culto del dio creatore, Aton. Gli egiziani sono politeisti e quindi molti dei, ma a un certo punto c'è un re, Ramses III, chiamato Akhenaton, che è il soprannome, Akhenaton, che anche lì il re è contemporaneamente il grande sacerdote, che adora il dio sole, ma come non semplicemente uno che è sopra gli altri dei, che è al vertice della piramide degli dei mitologica, ma è monoteista, crede solo che il sole, che il dio sole sia unico al di sopra di tutto e che tutti gli altri dei in realtà non siano dei. Come ha fatto questo faraone a inventarsi una cosa del genere? Ci sono anche delle motivazioni politiche. Vi faccio un esempio, un salto pindarico di migliaia di anni. Vado da Maometto, che non c'entra niente con quello di cui stiamo dicendo, però siccome ce l'ho ben presente con Maometto vive nel 600 d.C. in un popolo arabo che non era un popolo, erano tante tribù tra loro, costantemente in conflitto, in guerra tra loro. E questo faceva soffrire molto Maometto, perché dice: ma com'è possibile che siamo tutti sostanzialmente parenti e costantemente in guerra tra noi? E lui identifica la causa dei conflitti tra le diverse tribù, tra le diverse famiglie, eccetera, eccetera, la religione, e cioè dice: ogni famiglia ha i suoi dei familiari, i suoi defunti, i suoi... Se avessimo tutti lo stesso Dio, questa cosa qui non ci sarebbe. Lui riesce a formulare questa idea perché lui lavorava nelle carovane, aveva già incontrato, aveva fatto esperienza, aveva conosciuto l'ebraismo, aveva conosciuto il cristianesimo e quindi aveva già una certa idea. Allora, uso questo esempio di Maometto in riferimento al fatto che lui identifica la conflittualità delle tribù a cui teneva molto nel fatto che ognuno avesse una religione, una fede diversa e tanti dei, ognuno diverso dagli altri. Ecco, Akhenaton, l'imperatore, il faraone, che è quello che cerca di unificare le varie regioni dell'Egitto per creare un unico stato tra il Basso e l'Alto Egitto, e lui riuscirà a unificare le diverse corone, perché c'erano diversi re e diverse corone. Unificando l'Egitto, probabilmente identifica anche nella religione monoteista il motivo per tenere i diversi popoli uniti. Fatto sta che questa cosa qui accade proprio negli anni in cui parlo di popoli di Israele, ma a questa epoca, durante l'esilio in Egitto, è improprio parlare di popolo di Israele, perché sono una cozzaglia di tribù, è gentaglia, variamente imparentate tra loro, tanti piccoli o grandi gruppi che hanno tutti una stessa origine, che era pastori nomadi che erano venuti dalla Palestina.
quando gli Ixos, dominatori dell'Egitto, furono rovesciati dall'Egitto stesso, che riesce a cacciarli via, i discendenti dei pastori nomadi ebraici che si erano aggregati agli Ixos per arrivare in Egitto si trovano a mal partito e che si erano insediati nei pressi del delta del Nilo, vennero considerati sempre più degli estranei, anche perché inizialmente erano alleati dei nemici, sono arrivati coi nemici e quindi non potevano certo essere considerati amici. Certamente furono scelti come uno dei gruppi costretti ai lavori forzati per costruire la nuova capitale di Ramses e le fortificazioni di frontiera per difendersi dai nemici esterni. La liberazione dall'Egitto. La fuga degli ebrei dall'Egitto è descritta in alcuni capitoli del libro dell'Esodo, 12, 13, 14 e 15, e sono i capitoli più importanti di tutto l'Antico Testamento. Perché? Perché ritorneranno in riferimento a questi capitoli, a questo evento della fuga d'Egitto, dalla liberazione dalla schiavitù d'Egitto, si riferiscono i Salmi, si riferiscono quasi tutti i libri dell'Antico Testamento, facendo costantemente riferimento a questo evento che sarà l'evento capitale del popolo. Anche se la narrazione dell'Esodo, cioè questi 4-5 capitoli, sono scritti 7 secoli dopo. Quindi c'è una memoria, c'è una tradizione orale che racconta gli avvenimenti. Incomincia ad esserci qualche parte successivamente scritta, ma poi questi capitoli prendono la loro forma definitiva 7 secoli dopo, quindi nel 500 d.C. Interessante questo, quando il popolo di Israele sta vivendo una situazione analoga, identica, perché il popolo di Israele, vi ho detto popolo, in questo momento è una cozzaglia di persone, incomincerà a diventare popolo dopo la fuga e dopo l'ingresso nella terra promessa, ma nel 580, dal 587 d.C. al 530 d.C., quindi per 60 anni, il popolo viene deportato tutto, preso e trasferito in Babilonia e vivrà un esilio, un abbandono, una disperazione, una situazione devastante, e lì ripenserà, dice, ma ci sta accadendo esattamente quello che i nostri antichi ci hanno raccontato che è successo 700 anni fa. E quindi con il nuovo esilio a Babilonia il popolo di Israele ripensa, ricomprende, riformula tutto quello che aveva già vissuto, ricomprendendolo. Prego Loredana. Dopo Cristo. Scusa, ho detto dopo Cristo? Sì. Avanti Cristo, sì. La Pasqua era il racconto del sacrificio dell'agnello, del mangiare un po' con le erbe amare, pronti per partire. Era il rito propiziatorio dei pastori nomadi quando si spostavano in cerca di nuovi pascoli. Tutte le volte che si spostavano alla ricerca di nuovi pascoli, ecco che c'era un rito propiziatorio cioè benaugurante, come un auspicio per trovare effettivamente nuovi pascoli, ma certamente ricompreso e applicato alla fuga dall'Egitto dà un significato nuovo, assume un significato nuovo questo rito come commemorazione della vittoria del Dio ebraico sulle divinità egiziane e dunque dell'alleanza col popolo eletto. Quindi erano guidati da Mosè, col quale Dio aveva stabilito una santa alleanza
chiamando gli ebrei popolo eletto. Da allora in poi tutte le leggi ebraiche divennero espressione della gratitudine del popolo per questo evento di liberazione. Siamo nel 1250 circa, l'attraversamento del cosiddetto Mar Rosso, che è una traduzione greca, è la traduzione dell'ebraico autentica, sarebbe mare di giunchi. Non vi è certezza sull'itinerario che gli ebrei hanno fatto in quei 40 anni. Questo termine, 40 anni nel deserto girando per la penisola del Sinai, e questo sì è un termine che bisogna prendere dal punto di vista storico, cronologico con le pinze, perché il 40 è un termine che ritorna, così come i 40 giorni di Gesù nel deserto, così come questo 40 ritorna spesso, vuol dire un tempo sufficientemente abbondante, un tempo lungo ma sufficiente, perché il popolo, ecco la teologia di questi capitoli, deve essere rifatto nuovo. Tutti quelli che escono dall'Egitto, nessuno di quelli arriverà effettivamente a destinazione, perché l'autore biblico vuole sottolineare proprio questo, che coloro che erano cresciuti ed erano vissuti nella schiavitù non potevano poi fare l'esperienza vera, dar origine ad un popolo totalmente nuovo come cuore, come disponibilità e nella disponibilità nei confronti dell'alleanza nei confronti di Dio. E quindi anche Mosè arriverà alla soglia e soltanto vedrà la terra promessa senza entrarvi. Nei racconti dell'Esodo ci sono presenti diverse contraddizioni e pare che i racconti biblici riguardino successive penetrazioni degli ebrei a Canaan, con almeno 2 tragitti diversi. Quindi gli autori biblici si trovano con diversi racconti e diverse tradizioni di itinerari, di vicende varie, li mettono assieme, li prendono tutti e li mettono assieme, però parlano e fanno riferimento a situazioni diverse, a zone geografiche diverse, che sono difficilmente componibili, quindi probabilmente fanno riferimento a più viaggi, a più itinerari. Meno incertezza invece sulla dislocazione del monte Sinai o Oreb o Paran. Sono 3 termini diversi con cui si indica lo stesso monte, il monte dove Mosè sarebbe salito per ricevere i comandamenti che poi avrebbe consegnato al popolo. E dov'è questo monte? È proprio nella parte meridionale della penisola del Sinai. L'Esodo, perché anche dal punto di vista storico è interessante, perché il popolo ebraico, o meglio, le tribù ebraiche, proprio in quel periodo lì riescono ad uscire dall'Egitto senza esservi riusciti per 400 anni? Non avevano mai tentato prima? Come mai proprio in quel momento lì? E com'è che sono riusciti poi ad entrare e a prendere possesso della terra promessa di Canaan? C'è un periodo storico particolare. Avviene questi eventi proprio quando c'è un lungo periodo di instabilità. Le grandi potenze, l'Egitto per primo, ma anche le potenze del nord della Mesopotamia, e che erano quelle che precedentemente occupavano Canaan. Solitamente Canaan, la Palestina, era sempre sotto il dominio, c'erano diversi popoli nomadi,
ma sempre sotto il dominio dell'Egitto. In genere era l'Egitto che dominava in quella regione, ma invece in questo periodo sono tutte le potenze molto indebolite, spazzate via da guerre civili interne e che quindi non potevano interessarsi delle vicende di quella stretta striscia di terra. Ho letto un articolo molto interessante proprio questa mattina sulle vicende contemporanee, sulla la conquista, la caduta di Assad, Assad in Siria, quando non erano riusciti a spodestarlo in tempi molto meno sospetti. Insomma, come mai Assad è caduto adesso e non 5 anni fa, 10 anni fa, con la primavera araba, eccetera, 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 eccetera? Perché chi scrive questo articolo, peraltro interessante, lui lancia questa ipotesi, dice, proprio perché nel momento in cui i grandi sostenitori di Assad, e che sono l'Iran, che è Hezbollah, che è Hamas, che è la Russia, ognuno di queste realtà è molto indebolito, ognuno per motivi diversi. Iran, Hezbollah e Hamas indeboliti tutti dallo stesso motivo, dalla guerra, dal contrasto con Israele, e la Russia ha le sue belle rogne con la guerra in Ucraina. E dunque qualcuno, approfittando di questa circostanza di debolezza, ecco che è riuscito ad ottenere quello che nessuno prima, in tempi non sospetti, non era riuscito ad ottenere. Ecco, ho usato questo esempio per aiutare a far capire come è stato possibile che questa accozzaglia di personaggi, di tribù, pensate che addirittura per popolo di dura cervice, dirà la Bibbia di questo periodo. Pensate che l'archeologia stabilisce che fino al 1200, che è l'epoca in cui queste tribù di pastori nomadi che erano in Egitto escono e conquistano piano piano, non tutto d'un colpo, ma conquistano piano piano la terra di Canaan, dal punto di vista archeologico gli strati più antichi, cioè precedenti al 1200, documentano una civiltà più evoluta della popolazione che dal 1200 fino al 1900 avanti Cristo popola quella terra lì, per dire che era veramente il popolo di Israele, quello che chiamiamo popolo di Israele, era così rozzo, così grezzo, così veramente di dura cervice, che anche l'archeologia lo conferma, che in qualche modo dal punto di vista della civiltà quella terra all'arrivo del popolo di Israele fa un passo indietro dal punto di vista culturale e della civiltà. Gli ebrei che fuggirono dall'Egitto iniziarono a occupare le zone semidesertiche che i cananei non coltivavano. Solo più tardi conquistarono le città. Allora, qui arrivano, la strada descritta dal libro dell'Esodo, arrivano da sud e incominciano poi a popolare, ecco, questo confine, le zone dove lentamente il popolo di Israele, le tribù ebraiche si stabiliscono, un po' anche a macchia di leopardo, perché vedete che Dan è lì per aria ma un po' isolata, e altre regioni, alcune anche verso il mare. Poco unite queste tribù. Il libro dell'Esodo ci racconta di queste 600.000 persone, anzi solo senza contare le donne e i bambini, che si avviano e sono tutti uniti, guidati nel seguire il condottiero Mosè. Nella realtà sono delle tribù molto divise e disunite
tra loro. Lo vedremo nella storia immediatamente successiva. Troppo poco uniti anche però le popolazioni cananee tra loro, per essere in grado di offrire una qualunque resistenza organizzata. I cananei avrebbero voluto rivolgersi come al solito all'Egitto per difendersi, ma l'Egitto non può rispondere perché preso da gravi problemi interni in questo momento. Lì a Canaan sono molto divise tra loro, sono città-stato indipendenti tra loro e in continua guerra tra loro, che facilita la conquista invece delle tribù di Israele. Perché i 12 figli di Giacobbe, che danno poi il nome al territorio, le diverse tribù fanno riferimento ancora nei nomi, grosso modo, ai figli di Giacobbe. Perché ho detto grosso modo? Perché i nomi non corrispondono a volte. A nord c'è Dan, poi c'è Neftali, Zabulon. Vi sottolineo solo questi due perché poi nel Vangelo vi ricordate che ritorna Zabulon e Neftali, terra delle genti, perché vedete è verso il mare, e poi vedremo perché qui passa una strada, poi questa zona sarà la Galilea delle genti, quindi molto a nord, e vedremo che nel tempo questa regione sarà contaminata da popolazioni altre e quindi gli ebrei doc hanno sempre guardato al nord come gente un po' non affidabile, anzi un po' molto eretici. Zabulon, Neftali, Manasse e poi vi sottolineo soltanto Giuda. Giuda è questa parte meridionale compresa fra il Mar Morto e il Mar Mediterraneo. Queste tribù entrano in contatto, entrano anche in guerra, perché all'inizio abbiamo visto penetrano lentamente nelle zone a cui che non interessavano ai cananei, perché i cananei erano stanziali, erano agricoltori, ma nella zona desertica la lasciano volentieri ai pastori nomadi e quindi incominciano a insediarsi, a popolare queste regioni. Lentamente invece incominceranno a entrare anche nelle città e c'è uno scontro che riguarda anche la religione. Qual era la religione che le popolazioni cananee seguivano? Era soprattutto una religione che era legata alla fertilità della terra. Popoli di agricoltori, i cicli delle stagioni e la fertilità della terra è estremamente importante. E la divinità principale era Baal, legato a 3 dei, Anat, Asherah e Astarte, tutte idealizzazioni degli aspetti sessuali della fertilità, perché la fertilità della terra è abbinata anche alla fertilità e ai cicli della vita e quindi della fecondità e della fertilità anche femminile. Cioè, le due cose si compenetrano. Questa era la religione cananea. Il culto comprendeva in genere rapporti sessuali, c'erano le sacerdotesse nei vari templi. Ora in genere era al vertice, sulle cime delle colline o delle montagne c'era il tempio con le sacerdotesse che aspettavano l'arrivo dei fedeli e quindi capite che aveva un certo grado di attrazione una cosa del genere, anche per gli stessi ebrei che avranno il loro bel da fare per tentare di sopprimere questa religione. Questi sono reperti archeologici
cananei dell'epoca, tavolette votive, oggetti votivi. Gli ebrei, anche loro, una scarsa unità tra loro, pur combattendo aspramente i cananei ed altri nemici comuni, finché nel 1000, attorno al 1000, il primo dei re Saul, ecco, Saul con la monarchia sarà l'esito di una unità trovata tra le diverse tribù, e quindi da una parte una unità trovata che esprime la monarchia e contemporaneamente anche viceversa. La monarchia da una parte è l'esito di una unità e contemporaneamente è a sua volta causa di una unità. Ma dobbiamo aspettare 200 anni. Per 200 anni che cosa succede? Che per 200 anni il popolo è guidato dai cosiddetti giudici, e cioè non c'è, interessante perché ci documenta come in realtà il popolo è diviso in tante tribù, in tante fazioni, e quindi come ci si fa a difendere dai nemici esterni? Perché ancora cananei, ebrei convivono, si incastrano, ci sono all'interno delle città che sono cananee, e quindi di volta in volta, a seconda delle necessità, c'è un capo di una delle tribù che viene eletto come capo dell'esercito. C'è come una specie di federazione delle tribù, e a turno le diverse tribù guidano la federazione, tipo come la comunità europea, che ogni 6 mesi è data ad una nazione diversa la guida, la responsabilità per quel periodo. Funzionava allo stesso modo, e quindi tutti i racconti dei vari giudici, che Giosuè, Debora, interessante, ci sono anche delle donne tra questi giudici, Gedeone, Jefte, Sansone, Samuele. Ci fermiamo qui. Sì, ci fermiamo qui.